fascino unico e raro del cielo rosa-viola, immagini che di solito sono appannaggio dell'estremo nord del pianeta e stavolta a disposizione di tutti. Una notte magica, pronta a ripresentarsi nelle prossime ore, e scatti che hanno riempito i social, dal Cansiglio a Cimagrappa, conditi da commenti di meraviglia e stupore, come le foto giunte alla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ci sono arrivate foto veramente eccezionali, cioè sembra di essere in Islanda e invece in primo piano abbiamo il sacrario militare di Cimagrappa, veramente emozionante e spettacolare. È l'effetto, anche qui in Veneto, della tempesta solare che non accadeva da oltre 20 anni. Nei giorni scorsi una macchia solare nel Sole ben più grande del pianeta Terra, si stima intorno alle 20 volte più grande del diametro del pianeta Terra, ma probabilmente più grande anche del pianeta Giove, estendibile e presumibilmente intorno ai 200.000 km di grandezza, ha creato delle eruzioni di massa coronale che hanno fatto sì che tra ieri 10 maggio, ma anche questa sera sarà possibile 11 maggio, ci saranno queste tempeste geomagnetiche proprio proiettate verso la Terra. Ecco perché anche alle nostre latitudini è stato possibile, soprattutto ieri, a vedere l'aurora boreale. Il cielo non proprio sereno in Veneto ha rovinato un po' l'effetto finale in alcune zone, ma lo spettacolo è stato assicurato comunque. Le prime webcam, le prime foto ci sono arrivate appena dopo l'ora di cena, quindi verso le 22:30, mentre la massima attività, quindi dove l'aurora si è vista in maniera migliore, di colore rosa-rosso, è stato intorno alle 3:30 del mattino. Questa sera occhi in alto, perché in caso di cieli sereni potremo avere un ripetersi di questa situazione. Un fenomeno che non ha un orario preciso. Per gli appassionati l'unico consiglio è armarsi di pazienza. Per un cielo così ne vale sicuramente la pena.